Siamo ai motori, per soli 4 centesimi l'ex campione europeo Danny Zardo ha conquistato la 45esima edizione della Verzegni Sella Chianzutan. Ci racconta tutto Marco Angileri. Il trevigiano Danny Zardo ha conquistato la 45esima edizione della Verzegnis Sella Chianzutan, gara internazionale di velocità in salita andata in scena domenica 18 maggio. Il campione veneto ha vinto d'un soffio la gara carnica, prova del campionato italiano velocità in montagna e di Coppa Europa FIA. Al debutto sulla performante monoposto Sella FA30 motorizzata Zytec, Zardo, vero fuoriclasse della velocità in salita nazionale, ha costruito il successo in terra friulana sotto una leggera pioggia in gara 1 alla mattina, mentre in gara 2 con un tracciato di gara più asciutto ha subito la rimonta del trentino Cristian Merli, attuale leader del campionato italiano, al volante dell'Osella PA2000 con motore Honda, che ha concluso la gara al secondo posto a soli 4 centesimi da Zardo. A completare il podio sul terzo gradino il pilota sardo Omer Magliona, campione italiano in carica tra i prototipi sulla fila Osella PA21 Evo Honda. Al quarto posto Lombardi su Radical, quinto l'esperto Rosario Iaquinta su Osella, ottimo sesto posto per l'austriaco Gabat sulla spettacolare Ford Escort Cosworth da 600 cavalli di potenza. Tra i friulani in evidenza il pagagnese Gianni Di Fant con la Porsche 997 GT3 Cup, che si aggiudica la classifica generale del gruppo delle Gran Turismo, che vedeva al via le splendide Ferrari, Porsche e Lamborghini. Buona la gara del friulano Michele Buiatti, campione italiano in carica tra le derivate di serie all'esordio stagionale, che ha chiuso al secondo posto in classe N2000 alla guida della Honda Civic ad un soffio dell'austriaco Mayer. Il pordenonese Fabrizio Martinis, rallista DOC, conquista la classe A1600 al volante della Renault Clio Super 1600. Tra le vetture a scaduta omologazione, vittoria di Roberto Parisi, che conclude davanti a Matteo Righini, entrambi su Renault Clio Williams. Al terzo posto il pilota di casa Guido Paschini su Peugeot. Nella competizione riservata alle auto storiche, Cremonesi ha cercato di resistere con il proprio prototipo Osella PA990 sul bagnato in gara 1 e poi ha allungato nella seconda salita, mettendo dietro il cividalese Massimo Guerra, che è finito secondo tra le storiche con l'ammirata Ford Capri RS. Non prende rischi invece Bonucci con un prototipo Osella che si accontenta della terza piazza. La competizione motoristica organizzata dalla scuderia Acu Friuli ha visto una grande partecipazione con ben 222 piloti al via, giunti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri grazie alle validità per la Coppa Europa, campionato austriaco e sloveno. Nonostante il meteo incerto non è mancato il pubblico delle grandi occasioni, divertito dai numerosi duelli in gara, capaci di regalare intense emozioni sul classico tracciato di 5 km e 640 metri che da Ponte Landaia porta a Sella Chianzutan.